In onda la rassegna stampa. Alzo le mani subito. Mi arrendo. È permesso? Ho quasi paura ad aprire il giornale perché dici che apriranno anche oggi tutti i quotidiani con sì, avete capito, Ventotene? No, vi prego, cambiatemi trasmissione. Voglio fare un'altra trasmissione. Volevo essere Cainarca. Eh sì, come volevo essere Cainarca? Esce oggi il nuovo album di Lucio Corsi e c'è una canzone Volevo essere Cainarca perché condurre una trasmissione alle 10 Autodafè, arriverà anche quest'oggi, il nostro condirettore, e mollare la rassegna stampa penso che sia stato un grande piacere. Volevo essere Cainarca e invece sono Sammy Varin. Che ci volete fare? Mi hanno rifilato la trasmissione più ascoltata di Radio Libertà, che se dici una cosa poi si va avanti tutto il giorno perché Sammy Varin ha detto quella cosa. Io che ho detto quella cosa. Volevo essere Cainarca e invece no, e sono i giornali che la dicono, che la scrivono. Io la ripeto, io sono un pappagallo, capito? Leggo quello che scrivono gli altri. Santa polenta. Buongiorno. Siamo canterini quest'oggi. Oggi c'è Simone che canta che ti passa. Buongiorno anche a te, certamente. Siamo pronti ad affrontare una nuova giornata di contro informazione, con i contro, proprio avete capito, ma soprattutto con i vostri messaggi. Sì, questa è l'unica rassegna stampa esistente dove il conduttore legge i messaggi degli ascoltatori. Non esiste da nessuna parte. Provate. Girate su Rai 1, girate su Radio 24, su Radio Popolare, nessuno fa questa cosa perché non bisogna disturbare il conduttore, capito? Non parlate al conducente. E c'era anche scritto vietato sputare per terra, vi ricordate? Vietato sputare, mi ricordo benissimo, adesso l'hanno tolto perché ormai gliene fanno di tutti sui pullman, picchiano i conduttori, quell'altro. Anche a noi ce ne fanno di tutti i colori e quindi potete già scrivere al 340 67 09 659 quello che volete per commentare le notizie del giorno. Chiaramente potete inviarmi anche un file audio ancora più divertente o se volete anche video riprendendo quello che state facendo e quello che state mangiando a quest'ora, la brioche che pucciate nel caffè latte o il traffico di Milano alle 7:35. Il buongiorno si sente dal Varin e naturalmente anche a tutti coloro che ci seguono su Facebook, su YouTube. C'è la pagina Facebook di Lega Salvini Premier con milioni di iscritti. C'è il sito radiolibertà.net, c'è il canale 252 del televisore 252 che si vede e si sente in tutta Italia. C'è la radio DAB, ormai tutte le auto recenti hanno la banda DAB nell'autoradio. Cliccate DAB e cercate Radio Libertà. Siamo in ordine alfabetico. Un ospitone, anzi due. Alle 8:45 arriva Alberto Bagnai. Alle 9:20 arriva Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Meglio di così, eh? C'è qualcosa di meglio? E allora tuffiamoci sulle pagine di quest'oggi, no? Partiamo prima dall'ANSA, vedi che ansia quando apro l'ANSA. Il vertice UE vota il riarmo, ma il piano parte in salita e proprio di questo parleremo alle 8:45 con Bagnai. Adottate le conclusioni su difesa e migranti, e la situazione migranti soprattutto che interessa, perché difesa abbiamo capito che poi sarà un bla bla, ma aspetta e spera. I 27 sono divisi sui finanziamenti, si guarda ai vertici di giugno. Von der Leyen, il libro bianco sulla difesa si chiama Prontezza 2030. Prontezza, wow! Ti fa venire voglia, pronti. Dai, via. Non la smette più. Calmo, ok. Molliamo l'ansia. Finita l'ansia, andiamo su Repubblica che
te lo fa ammosciare. Cioè, di nuovo in Italia il capo della milizia libica accusato di crimini contro l'umanità. Fa piacere, comunque non sappiamo niente di questa cosa, l'apertura di Repubblica di spalla. Naturalmente in centro la Meloni su Ventotene, ma deve essere proprio la Meloni che nominava Ventotene. Su Ventotene, sinistra illiberale e attacca Scalfari. Cacchio, adesso ha attaccato Scalfari, quelli di Repubblica non la finiranno più, ragazzi miei. E poi naturalmente il commento sul manifesto di Ventotene, lo spartiacque della democrazia. Ragazzi, adesso spunta il dossier segreto di Fratelli d'Italia per screditare il testo di Ventotene, un feticcio, toni sovietici. Ragazzi, posso dire una cosa, tanto quello che dice Sammy Varin non conta nulla. A me ricorda molto la corazzata Potionchi, Ventotene, giuro, ma adesso dico, ma un film, non ce lo fanno un film sul manifesto di Ventotene? Lo hanno fatto. Senti questo, tirami sul cursore, lo hanno fatto, il film su Ventotene, senti! Sarei stato io a suscitare dal nulla un movimento nuovo e diverso. Non avevo che un manifesto ai miei amici. Questa è la storia di un'amicizia. Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio Colordi. Di una passione senza confini. Immagino un'Europa senza frontiere, come gli Stati Uniti d'America. È la storia di spiriti liberi. Dobbiamo portare il manifesto di Europa. Come? Quei colombi viaggiatori. 2 colombe. E pensieri audaci. io ho abbandonato la fede comunista, ma non abbandonerò mai la lotta dei miei compagni. Questa storia è anche la nostra storia. Un mondo nuovo, prossimamente, Rai 1. Cazzo, Sammy, ti rendi conto cosa hai fatto? Hai scatenato il mondo, un mondo nuovo, l'hanno fatto davvero il film sulla corazzata Potionchi, versione 2025, no? È proprio il manifesto di Ventotene. Lo hanno fatto 10 anni fa, su Rai 1. 10 anni fa, meno male, lo hanno fatto su Rai 1 e naturalmente non lo ha visto nessuno. Tutti quei film che fanno su Rai 1 non li vede nessuno. Non sa ancora nessuno sta cosa. Non ditelo per favore agli amici piddini, guarda che nessuno lo ha pubblicato, non c'è un mezza riga su sto sceneggiato film che hanno fatto si trova su Rai Play. Mi viene da piangere, Sammy, ma quanto sei pirla a fare queste cose, capisci che ti vai a inguaiare? Adesso immediatamente, domani ci sarà su tutti i quotidiani e Sammy Varin ricorda che va bene, ok, ci siamo inguaiati anche quest'oggi. Poi c'è il controcanto. Posso mettere il controcanto, visto che ho fatto pubblicità al terribile Mondo Nuovo, questo film che c'è su Rai Play dedicato al manifesto di Ventotene? C'è il controcanto, Gabriele Romanelli su Instagram, che ci dice in pochi istanti che cos'è questo manifesto di Ventotene. Sul cursore, senti. L'Unione Europea, scritto nel 1941, proponeva la creazione di uno Stato sovranazionale per superare i conflitti tra nazioni. Ma dietro l'idea di pace e progresso si nascondeva un concetto inquietante. La sovranità nazionale doveva essere eliminata e un'elite illuminata avrebbe dovuto guidare il popolo senza lasciarsi condizionare dalle apparenze democratiche. Se tutto questo vi suona familiare è perché George Orwell lo aveva già previsto in 1984. Un sistema centralizzato, dove il potere è nelle mani di pochi, dove il dissenso viene delegittimato e dove la storia viene riscritta per giustificare il dominio delle elite. Guardiamo l'Europa di oggi. Chi si oppone all'UE è bollato come populista o reazionario, proprio come il manifesto di Ventotene suggeriva. Le decisioni economiche vengono imposte da Bruxelles, indipendentemente dalla volontà popolare. E ogni volta che un popolo prova a ribellarsi, viene ignorato o punito. L'Unione Europea non è nata democratica, è nata tecnocratica e oggi sta portando avanti il progetto di Ventotene con una deriva sempre più autoritaria. Il punto non è più se l'Europa debba unirsi, ma come. Vogliamo un'Europa del popolo? Oppure in mano alle elite che controllano tutto come in 1900?
Taradan, taradan, si è bloccato, ma ne avete abbastanza, lo so. Trovate su Instagram Manifesto di Ventotene secondo Gabriele Romanelli. Basta. Avete capito che accendere la radio alle 7:30 su Radio Libertà conviene, perché diciamo cose che nessuno ha mai detto. Accidenti a me, perché vado a dire ste cose. Tuffiamoci subito sui quotidiani, basta, non perdiamo tempo. Il Corriere della Sera parla di riarmo, l'Europa divisa sul debito, parla della strage di Paderno, è arrivata la perizia, sterminò la famiglia, il 17enne si rifugiava nelle sue fantasie, voleva l'immortalità, raggiungibile solo liberandosi dai propri affetti. Quando ha ucciso madre, padre e fratello di 12 anni, le sue capacità di intendere e volere erano parzialmente scemate, sospese tra realtà e fantasia. Così la perizia psichiatrica su Riccardo, che minorenne a Paderno, ha sterminato la famiglia. E siamo sempre più preoccupati per i nostri ragazzi. A proposito di ragazzi e di bambini e di cosa si insegna ai bambini, questa però è una brava maestra, soltanto che la sera fa un'altra cosa. La mattina insegna in un asilo o una scuola elementare, e il pomeriggio, la sera, è su OnlyFans. Oggi ne parlano parecchi giornali, perché giustamente chi conduce la situazione dice no, bisogna mettere delle regole, e probabilmente a qualcuno non va bene, e subito Massimo Gramellini oggi sul Corriere, la maestra è su OnlyFans, parla del caso di Elena Maraga, la giovane maestra d'asilo del Trevigiano attiva su OnlyFans, che ha provocato tante chiacchiere. E giustamente, senti, tutti noi diciamo: cazzo, avercela la maestra dell'asilo dei miei bambini su OnlyFans, che qualcuno l'ha scoperto, quindi per averlo scoperto vuol dire che si è iscritto a OnlyFans. Tacciamo di infinite cose. Comunque oggi in apertura sul Corriere, ma praticamente su tanti quotidiani, lo sappiamo, da qualche settimana se ne parla, ma la notizia è che l'hanno sospesa questa maestra, che insegnava benissimo all'asilo, non c'entrava niente il sesso eccetera, però poi la sera, per guadagnare un po' di più, faceva OnlyFans, e il suo stipendio di un giorno era pari a quello di un mese a fare la maestra. Difesa da rafforzare per contare. Meloni, io insultata su Ventotene. Siamo a pagina 6 del Corriere. Il fioretto per la Quaresima, niente alcol, solo acqua, un brindisi analcolico per la Meloni, sappiatelo, ma naturalmente le divisioni sul voto per il riarm EU, ne parliamo alle 8:45, arriva Bagnai questa mattina. Il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza a Strasburgo la risoluzione sul libro bianco UE sulla difesa, che contiene alcuni passaggi sul piano riarm Europe. Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato a favore, mentre la Lega si è espressa con forte contrarietà. Il retroscena oggi su quotidiano Il Corriere parla di una premier cauta sulla spesa, che spinge il compra europeo per limitare l'impatto. Dice no agli eurobond come garanzia. Il ruolo di Leonardo, se ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che poi appunto vede la Meloni un po' arrabbiatina, perché dice: sono stata insultata, sinistra illiberale, con i suoi avrebbe detto li ho fatti impazzire, ma Palazzo Chigi ha smentito. Chiaramente, se volete arrovellarvi su queste polemiche, oggi tutti i giornali ne parlano, lo sapete. Siccome la mia rassegna stampa la faccio io, decido, e da quello che faccio mi sembra che vada bene, da quello che mi dite, decido che ce ne frega, sì, ma fino a un certo punto. Al Senato lo scambio di accuse, lite continua su Spinelli, un altro paginone a pagina 8, e la vicepresidente Ronzulli che dice non me ne frega un cazzo di ciò che dice Renzi, sai, sono cose importanti, è polemica, è un punto di riferimento per l'Europa secondo il Colle, lo ricorda Marzio Breda, e chiaramente è ancora zitto il Presidente della Repubblica, e speriamo che stia ancora
zitto sul manifesto di Ventotene, con tutto il rispetto, scherziamo. Occupy Bruxelles, è qui che volevo arrivare, siamo a pagina 8 del Corriere, i toni di Salvini irritano gli alleati. La strategia guerra alla guerra, la Lega si allinea ma l'escalation non piace a Fratelli d'Italia e Forza Italia. Matteo Salvini si dice contrario alle armi, ma la sua offensiva contro il piano ReArm-EU, più in generale l'Europa di Ursula von der Leyen, di giorno in giorno si fa più dura e aggressiva, con modalità da vera escalation militare. Mamma mia, che paura ci fa Cesare Zapperi in questo articolo. E poco importa se la sua azione desta il malumore crescente della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anzi l'irritazione della Premier nel vedersi dipinta come succube o condizionata dalla strategia pacifista della Lega è vissuta con malcelata soddisfazione dal vice premier del suo entourage. Gli affondi si susseguono di continuo, nemmeno il tempo di registrare l'altolà del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari con quel suo richiamo alla mancanza di un mandato a votare il piano della Commissione UE, lo abbiamo sentito ieri, ed ecco che Salvini, mentre conferma piena fiducia in Giorgia Meloni, lancia sui social uno slogan non propriamente pacifico: Occupy Bruxelles, occupi con la Y finale, riprendiamoci casa nostra. Secondo il leader leghista a Bruxelles qualcuno lavora per la guerra, dobbiamo combattere gli estremisti, dobbiamo riprenderci casa nostra, paese per paese, città per città, Parlamento per Parlamento. Ci stiamo arrivando. Toni guerreschi che arrivano anche nella capitale belga nelle ore in cui la Premier è impegnata a cercare di rimanere allineata con von der Leyen ma criticandone il piano di battaglia. In casa Fratelli d'Italia c'è malumore, ma i leghisti replicano agli alleati che la loro strategia è chiara. Oltre a non aver votato lo scorso anno a favore della Presidente della Commissione UE, la Lega da tempo è su posizioni trampiane, vede nel Presidente americano la via d'uscita dal pantano ucraino e si è attestata su una linea pacifista. Quello che inizialmente era l'approccio del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e di pochi altri, con il tempo e sempre più decisamente è diventato il profilo di tutto il partito, al punto che perfino una figura non abituata ad alzare i toni come il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti la scorsa settimana si è fatto sentire discutendo con la Premier, mettendosi di traverso rispetto all'ipotesi di investire per le armi. A chi manifesta perplessità per questa linea frondista dentro il centrodestra, in casa leghista si risponde rievocando i tempi del governo guidato da Mario Draghi. Allora era Fratelli d'Italia che cannoneggiava ogni scelta dell'esecutivo in cui la Lega faceva compagnia anche a Forza Italia. E Meloni, da quel distinguo, ha ricavato un solido ritorno di consensi. Ma ora siamo tutti nello stesso governo, si obietta dall'altra parte, sottolineatura oggettiva e che tuttavia non scalfisce la convinzione che dentro la coalizione ci sia sempre spazio per la concorrenza. E per Salvini la guerra alla guerra e ai burocrati di Bruxelles è la migliore strategia per riconquistare gli elettori perduti. Questa è naturalmente la meditazione dello psicologo Cesare Zapperi, è giornalista psicologo a quanto pare. Mi dovete dire, cari ascoltatori, se siete d'accordo oppure no, scrivendo al 340 6709 659. Conoscendo molto bene Matteo Salvini, è stato anche il direttore di questa radio un po' di anni fa, sappiamo che le sue scelte non sono mai dettate per fare voti, mai. E infatti si è visto molte volte, la Lega a volte è salita al 30%, poi è riscesa di nuovo al 5%, dipende dai momenti storici e soprattutto da quante bordate ci sparano addosso gli altri quotidiani. Gli altri intendo praticamente tutti. Che ne pensate? Facciamo bene a essere pacifisti in questo momento e a dire, beh, cacchio, i soldi forse li spendiamo per cose che servano davvero? 340 6709 659. Siamo gli unici all'interno del centrodestra a dire e a fare queste cose. Giriamo ancora pagina, siamo sul Corriere. Sì, non me ne vado. Perché non te ne vai? Perché c'è anche Luca Zaia. Non possiamo permetterci tariffe e barriere. L'Unione Europea faccia sentire
tutto il suo peso, dice oggi Luca Zaia sul quotidiano Il Corriere. I dazi non ce li possiamo permettere. Dal Veneto il governatore Luca Zaia lo dice in poche parole. La vicina tassazione dei prodotti italiani sul mercato statunitense non sarà uno scherzo e va scongiurata. E come ci si riesce? L'Italia ha quasi 70 miliardi di export verso gli USA, di cui 8 miliardi solo dal Veneto. Con Trump siamo davanti a un presidente che già nel 2018 aveva messo in atto una protezione del mercato USA. Del resto Biden aveva messo i suoi dazi e Bush pure, anche se dovette ritirarli dopo 18 mesi a causa del boicottaggio. Cosa si può fare oggi? Luca Zaia dice: prendere atto che il mondo è in osmosi, non esistono i mercati ma esiste il mercato. È normale che i paesi si attrezzino per evitare squilibri causati dalla concorrenza sleale nella bilancia commerciale. Guardi, i cinesi fanno vero e proprio dumping. Ciò premesso, non è che dobbiamo piegarci ai dazi. Trump a Zelensky ha detto: ho fatto affari per tutta la vita e per ogni affare c'è un compromesso. Come si possono evitare? Dice Luca Zaia, con il nostro atteggiamento. Gli europei sono 450 milioni di abitanti che spendono. Ricordo che le contromisure hanno sempre portato a più miti consigli le controparti negli USA e altrove. L'Europa deve avere coscienza che è il più grande mercato del mondo, nessuno può ignorarlo. Secondo, il rapporto con gli USA è sempre stato solido, non dobbiamo avere complessi di inferiorità né andare in ordine sparso come europei, ricordando che gli USA non sono nemici ma amici e se qui c'è la democrazia lo dobbiamo anche a loro. Resta il fatto che trattare con Trump non pare facile, dice il Corriere a Zaia. Credo che la Premier, che ha gestito bene le relazioni internazionali, possa fare da pontiere tra USA e UE. Dobbiamo diventare coloro che costruiscono il vero asse. Vedere Macron che va a parlare con la Gran Bretagna per un asse extraeuropeo non è un buon indicatore per l'Europa. Credo sia indispensabile che l'Italia ricopra questo ruolo. La Gran Bretagna, che ha puntato sulla sbagliatissima Brexit, in un contesto diverso avrebbe un altro ruolo. Chissà che questo possa far ripensare all'Unione Europea con il Regno Unito, anche se oggi pare utopistico. Trump però sembra dire che l'unico modo di arrivare a un accordo è come dice lui. È così? Noi non possiamo assolutamente politicizzare il nostro rapporto sulla base del presidente di turno in carica, dice Luca Zaia. Io sento un atteggiamento anti-USA e anti-NATO che non porta a nulla di bene. Noi non possiamo rinunciare al rapporto con gli Stati Uniti e poi guardi, con la Cina ci sono problemi, con la Russia le sanzioni, se ci tagliamo fuori anche gli USA, veda lei. Ma la guerra continua. Il vero motto dovrebbe essere Rearm Minds, Disarm Conflict, il vero potere nella diplomazia, non nelle armi. Dobbiamo lavorare contro ogni escalation militare per i nostri giovani. Hemingway diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire i migliori. Oggi ogni guerra finisce. La durata è in funzione dell'azione diplomatica. Che gli USA scendano in campo non mi pare deplorevole. L'incontro con Zelensky non è stata un'imboscata. Trump ha detto firmiamo un armistizio, poi arriviamo alla pace. C'è un'alternativa? Infine, lei ha parlato molto di Europa, ma la Premier Meloni ha detto che l'Europa di Ventotene non è la sua. Risponde Luca Zaia: Ventotene è stato scritto nel 1941 da persone al confino durante una dittatura. Si dice anche che da quel pensiero nasca l'idea degli Stati Uniti d'Europa, pensati perché dall'altra parte dell'oceano c'era una libertà e una democrazia che funzionavano. Ventotene fa parte della nostra storia, ma è storia. Così Luca Zaia quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Giro pagina. Dove sto andando? Sì. La piazza pro Europa. Lega e 5 Stelle contro Gualtieri. Spese immotivate. Pagina 16 del Corriere. Corte dei Conti. Esposto del Carroccio, ne abbiamo parlato proprio in qui Parlamento l'altro giorno con Simonetta Matone. Il comune dice scelte legittime. L'ombra del pasticcio erariale sulla grande manifestazione pro Europa di Piazza del Popolo convocata da Michele Serra e partecipata da intellettuali, artisti politici e molta gente comune si affaccia fin dalla sera di mercoledì, quando la PEC del consigliere leghista Fabrizio Santori, che salutiamo, registra la ricevuta di accettazione dell'esposto presso la Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco Roberto Gualtieri attaccando Roma non è cosa loro, mentre il capogruppo alla Camera Bignani annuncia un esposto, ma dal Campidoglio commentano si è trattato di una manifestazione non di partito con la bandiera dell'Europa come simbolo promossa da sindaci di diversa provenienza politica, compresi quelli di Palermo e Venezia. In piazza erano oltre 300, era dunque perfettamente legittima. Altri eventi in passato organizzati da Alemanno a Raggi furono di parte. Insomma, hanno pagato loro, il Comune di Roma, questa manifestazione oppure no? Staremo a vedere. Intanto si stanno facendo indagini, soprattutto perché adesso sono in arrivo altre città che vogliono fare la stessa cosa, chiaramente città di sinistra, e chiaramente paghiamo noi. Andiamo sul Fatto Quotidiano, centropagina, licenza di delinquere, 45 giorni per intercettare, poi si stacca tutto, salvo caos eccezionale. Il PM Tescaroli, ostacolate le indagini, è l'ultimo passo per compromettere la ricerca della verità. Unione Europea, pace con la forza e si spacca sul riarmo, sempre la prima pagina del Fatto Quotidiano. Al Consiglio le conclusioni dei 26, sostegno continuo e incrollabile a Kiev, ma Orban vota no. Gli aiuti militari all'Ucraina saranno su base volontaria, mentre si continua ad andare in ordine sparso sul piano USA. Giro giornale e sono proprio sul quotidiano, il giornale, che apre con caso Ventotene, la Meloni dice sinistra illiberale, la premier sconvolta dalla reazione, io insultata alla Camera, dall'Unione Europea ancora aiuti a Kiev, Italia prudente sulla risposta ai dazi USA. Non ho insultato nessuno, quella insultata sono stata io ampiamente, sono rimasta sconvolta dalla reazione vista in aula, penso che quella sinistra sia stata una reazione totalmente scomposta, è un incendio che non si spegne, quello di Ventotene. E sul fuoco di sbarramento Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti a Bruxelles a margine del Consiglio europeo, si sofferma non nascondendo sorpresa e una certa dose di preoccupazione.
Uno splendido commento sonoro alla rassegna stampa di Sammy Varin. Con il buongiorno rinnovato abbiamo ascoltato il pianista Francesco Strano. Phobos e Iside, un dialogo musicale tra forze opposte che risiedono nell'animo umano. Da un lato Phobos, personificazione greca della paura, con il suo carico di tensione e inquietudine. Dall'altro Iside, la divinità dell'antico Egitto, emblema di rinascita e speranza. Il brano oscilla tra questi due poli emotivi, esplorando il sottile equilibrio tra timore e rinnovamento in una danza continua tra ombra e luce. Tutto su Facebook? No, su YouTube ancora meglio. Cercate Francesco Strano, Phobos e Iside, il pianista delle ore 8. Dicevo il buongiorno rinnovato, sì, Ventotene, ma non sono quello, ve l'ho detto, cerco di passare ad altro sui tanti quotidiani oggi in edicola. Non vi faccio annoiare con Ventotene, anche se mi sentite dalle 7:30 avete scoperto che c'è pure un film in giro. Io lo vedo già adesso, il PD che fa un'interrogazione parlamentare per farcelo vedere ogni giorno. Vedrete se non è così. Mago Varin. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale. Adesso leggo i vostri WhatsApp, ancora un attimino. Fregatura reddito 5 Stelle, titola oggi Il Giornale. Adesso ci costa altri 3 miliardi il reddito di cittadinanza. L'ammazzata sulle casse pubbliche può valere anche 3 miliardi di euro. Il buco nero innescato dal reddito di cittadinanza è destinato ad allargarsi dopo la sentenza della Corte Costituzionale che allarga la platea dei beneficiari. A chi? Agli immigrati residenti in Italia da 5 anni e non più da 10. Contenti? Amici 5 Stelle, grazie. Luigi Mascheroni ci riporta a Ventotene, meno male, perché già, insomma, diciamo, non ne parla da almeno 10 secondi. Sammy Varin, gita di classe a Ventotene. Già, il PD ha deciso, tutti a Ventotene. Preferiamo dirlo subito, noi alla faccia della Meloni, Ventotene la difendiamo e come. Ha ragione Benigni, è il sogno d'Europa, isola di libertà, faro della democrazia, le acque cristalline, le castagnole rosse, la peschiera romana, lo snorkeling e poi i gnocchi di mare. Chi non vorrebbe andarci a Ventotene? E infatti il PD ha deciso di farci la vacanzella. Sabato tutti a Ventotene, il weekend giusto per gente tanto inclusiva quanto amante dei luoghi esclusivi. Comunque è curiosa questa cosa dei TikToker che lanciano le mode del momento come i napoletani a Roccaraso. E così la sinistra passò dalla lotta alle gite di classe. Lunedì tutti sulla Sea-Watch con Carola Rackete. Mercoledì flash mob sulla spiaggia di Cutro. Giovedì capatina ai centri per migranti in Albania. Venerdì delegazione di parlamentari a Sassari per visitare Alfredo Cospito. E il weekend, speriamo non ci sia amareggiata, se ne famo sabato prossimo a Ventotene. Zainetto, manifesto di Ventotene regalato da Repubblica, sciarpina arcobaleno che non si sa mai e spaghetto. Io c'ho la colazione al sacco, mi zia me prepara il supplì, bella lì, bella ciao. Domande? Questa volta chi paga? Saranno di nuovo 30.000? Arrivano ognuno col suo yacht o con l'aliscafo? Chi prenota da Benito che c'è davvero? La verdura è ottima, ortaggi e oltraggi. Cartolina della giornata, faremo di Ventotene la nuova Capalbio, firmato PD, che da partito politico può capitare, si è riciclato in tour operator. Così Luigi Mascheroni, divertente oggi in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, se non fosse che è tutto vero. Ve l'ho detto, assomiglia sempre più alla corazzata Potianchi questo manifesto di Ventotene. Che ne pensate? 340 6709 659. Lo chiederemo certamente questa mattina alle 9:20 a Daniele Capezzone, che arriva a parlarne con il nostro direttore Sallusti. Ore 9:20 questa mattina, mentre alle 8:45 abbiamo altro ospitone con cui parlare di Rearm Europe, Alberto Bagnai. WhatsApp, mamma mia,
che ansia i WhatsApp, ma guarda quanti! Cioè, pazzesco, è incredibile. Emilio critico, domanda Sammy, perché la Lega non ha mai inserito nella propria agenda politica la modifica della Costituzione per permettere ai cittadini di indire referendum per l'abrogazione dei trattati internazionali? Magari sarebbe il primo passo per uscire dall'Unione Europea. Eh sì, dobbiamo fare il referendum per non fare il referendum, così ne facciamo un altro di referendum. Giusto, io sono d'accordo. Buongiorno Sammy, veramente non se ne può più di questa ventotene. Se le cose che ha detto la Meloni sono contenute in questo manifesto, bene ha fatto a evidenziarle e dire che non gli piacciono, e basta. Per fortuna la Rai doveva diventare fascista, è vero, no, ma questo film su ventotene è roba di 10 anni fa, hai capito? Non se n'era accorto assolutamente nessuno, perché nessuno guarda i film di Rai 1, cioè non ne spendono soldi, ma nessuno, non è una novità. Il mondo nuovo si chiama così, sappiatelo, tanto tra poco mi hanno sentito i pidini, lo riproporranno ogni giorno, non fuggiamo. Buongiorno Sammy, con i fatti evidenti contro la libertà, ventotene realizzata in tutta Europa, la Polonia dove è tornato il comunismo uguale alla Romania, Francia che fa fuori la Le Pen, Austria, Germania dove chi perde vince. Cosa aspetta l'Italia a mettere i bastoni tra le ruote all'Unione Europea e a costringere Tajani a votare contro la Ursula? Vignetta: il manifesto di Ventotene è una cagata pazzesca. Non l'ho detto io, guarda che carina questa qua, è bella, guarda, e lo dice la Meloni, però lo dice la Meloni, quindi bella lì. Messaggi: ciao Sammy, guarda come fanno in Spagna. Dopo guardo. Lorenzo da Como: buongiorno Sammy, ieri ho ascoltato i 2 minuti del pippone Pippo di Benigni, i 2 minuti che hai trasmesso, che palle di monologo. Super visto, adesso vi dico i dati. Sarebbe stato meglio interromperlo prima. Altra considerazione: perché i comici non fanno solo i comici, infatti quando fanno i politici non fanno ridere più nessuno. Benigni, Grillo, Zelensky, attenti che stasera c'è Crozza, Dio mio, c'è Crozza su Ventotene, farà tutta la trasmissione su Ventotene. Basta, mi fermo, ritorno sul giornale, schiaccio, clicco, mi sposto, dove vado? Pagina 2, sì, ecco, Rai, 1 milione di euro per la lezione di Benigni sul sogno dell'Europa. 1 milione di euro ci è costato Benigni, l'introito alla casa di produzione del premio Oscar. Boom di ascolti, sì, la cosa più terribile, e qui dobbiamo dire che non c'era un cazzo di nient'altro su Rai 1 l'altra sera, che tutti hanno guardato Benigni. Sarà che eravamo picciu ipnotizzati da questo manifesto di Ventotene, per cui picciu abbiamo seguito, non riuscivamo a cambiare canale, ma il manifesto di Ventotene, Benigni, ce lo siamo pippato Pippo per 2 ore. 1 milione di euro. Sconvolta dalla reazione, la sinistra è illiberale, scrive oggi il giornale a pagina 2. Pacifisti patrioti pronti a combattere. Il camaleontismo non conosce pudore. Nuovo contrordine per i campani, adesso orgogliosi della nostra civiltà e fautori di un'Unione Europea più forte e bellicista, con idee che fino a ieri avversavano. Intanto però, che ci interessa, Salvini non molla e scusate, ho sbagliato. Duettare con Tajani, mai. Duella, magari una canzone, dicono. Duella con Tajani. Salvini duella con Tajani. Crosetto, riarmo UE, tutti uniti al voto. È un retroscena di Pasquale Napolitano. L'Azzurro, primi passi per un esercito comune, sogno di De Gasperi e del CAV. Ti immagini se non tirava in ballo Berlusconi? Grazie cavaliere, 100.000 voti in più. Il leghista, io non sono d'accordo, ma il ministro della difesa minimizza. Ne parla oggi a pagina 4 il giornale. Il dossier riarmo riaccende la tensione tra Forza Italia e Lega nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si siede al tavolo del Consiglio europeo per discutere del piano Rearm Europe da 800 miliardi. Chiaro? Il centrodestra derubrica le differenze come fisiologiche. Fino ad oggi le nostre posizioni sono sempre comuni su Europa e Ucraina. Che ci interessa a noi è
Francesco Giubilei un po' più in basso, adesso di Riarma ci parliamo, alle 8:45 ve l'ho detto, arriva l'ospitone questa mattina, abbiamo Alberto Bagnai, il professor Bagnai con cui parleremo proprio di Rearm Europe. Francesco Giubilei parla di migranti. Giorgia può esultare, c'è l'ok a hub in stati terzi, eppure il Belgio ora si accoda. L'Unione Europea accoglie la linea italiana sull'immigrazione e nelle conclusioni del Consiglio Europeo fa riferimento al nuovo regolamento sui rimpatri appoggiato con determinazione dal governo. Non a caso la notizia è stata accolta positivamente da Giorgia Meloni, per cui si tratta di un documento che abbiamo sostenuto e che sosteniamo con forza. Il regolamento, spiega la Premier, prevede tra le altre cose anche hub nei paesi terzi per processare le richieste di asilo, quindi qualcosa che segue il lavoro che l'Italia ha avviato con il protocollo Italia-Albania. Inoltre, aggiunge Meloni, c'è la richiesta dell'anticipo della soluzione sul concetto di paese sicuro e c'è anche l'impegno a anticipare una lista europea dei paesi sicuri che chiaramente risolverebbe molte delle questioni che abbiamo discusso in queste settimane, cioè gli diamo la sveglia a quelli su in Europa. Drin! Già nelle ore precedenti il Consiglio europeo si era svolta una riunione dei paesi favorevoli a una stretta europea sull'immigrazione irregolare. Prima Giorgia Meloni insieme al ministro danese Freysen, olandese Schoof, ha promosso una riunione informale tra alcuni stati membri per cercare nuove soluzioni alla gestione dei migranti e incrementare i rimpatri. Oltre all'Italia, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Commissione europea hanno partecipato all'incontro con i leader di Austria, Belgio, Cipro, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria, mentre la Finlandia era rappresentata ma non dal primo ministro. Il fatto che l'aria sia cambiata in Europa sul tema dell'immigrazione è testimoniato dalla presenza del Belgio, che per la prima volta con il primo ministro De Weber partecipa all'incontro dei cosiddetti Paesi Falchi. Intervenendo alla riunione, il presidente della Commissione von der Leyen ha descritto i principali ambiti di lavoro della Commissione sul tema dei migranti, soffermandosi sulla proposta di un nuovo regolamento rimpatri. Giorgia Meloni si è invece soffermata su un aspetto molto importante per l'Italia, la lista europea dei paesi sicuri di origine dei migranti. Non a caso il tema del patto migrazione e asilo, a partire dal concetto di paese sicuro di origine, è stato anticipato da Ursula von der Leyen nella sua lettera pre-Consiglio europeo. La Premier ha inoltre auspicato una pronta discussione e rapidi sviluppi per l'approvazione del regolamento rimpatri in Consiglio e in Parlamento europeo, con l'obiettivo di renderlo prima possibile operativo. Il regolamento è stato presentato qualche giorno fa dalla Commissione UE e oltre agli hub per i rimpatri nei paesi terzi prevede l'aumento delle espulsioni degli irregolari dall'Unione Europea. Poi l'articolo va avanti, chiaramente ne parla soltanto il giornale perché so cose che meglio non dire, è meglio non dire. La maestra nuda su OnlyFans e il ministro rivede le regole, ecco perché oggi il Corriere quasi la difende, capito? La docente sospesa per il profilo web, ora il governo aggiorna il codice etico degli insegnanti sui social. La donna, non faccio un passo indietro, su internet guadagno in un giorno quello che come educatrice prendo in un mese. E chi non la vorrebbe un'educatrice così carina per i nostri figli, che poi è brava e l'hanno difesa e tutto quanto, eccetera, però forse un po' più di moralità, dici nel 2025. Che ne pensate? La vorreste una maestra per i vostri bimbi all'asilo che poi la sera salutate su OnlyFans, solo se vi abbonate naturalmente? 340 6709 659. Esce Lucio Corsi. Sì, ne parlano oggi tutti i giornali, anche il giornale. Ecco i miei ritratti in musica all'Eurovision, porterò l'armonica. E tutti rimarranno a bocca aperta, ragazzi. I tamarri dell'Eurovision non sanno che cos'è un'armonica. Bocca, per cui ragazzi, bravo, bravo Lucio Corsi. Chiaramente gli fanno la domanda, tutti gliela fanno, sulla storia del Rom che gli ha chiesto di modificare il
testo di Altalena Boy, perché contiene il termine zingaro in modo dispregiativo. La canzone dice: c'è chi dice l'hanno preso gli zingari e l'hanno portato in un campo fuori Roma, un tantino esagerato, gli dice il giornale. Risponde l'artista: è un pezzo uscito 10 anni fa, le canzoni raccolgono anche voci di piazza, non sono prese di posizione. Chiaramente nuovo album di Lucio Corsi, non è indipendente, ma qualche cosa trasmetteremo lo stesso perché merita, e poi riprende molti grandi artisti del passato dimenticati come Ivan Graziani. A proposito di che? No, che ne parla anche Repubblica, dell'uscita, ne parlano tutti dell'uscita del nuovo album, e proprio c'è l'apertura, c'è la segnalazione in apertura, R Spettacoli, un altro Lucio Corsi, ora cerco la luna, il richiamo in prima pagina su Repubblica, il cui titolo principale è però Meloni su Ventotene, un nuovo attacco. Chiaramente dovete tutti comprare Repubblica, e in attesa naturalmente che rimetta ancora il libro su Ventotene, il manifesto. Non è in omaggio, lo dico, l'altro giorno ho detto che è in omaggio, no, si paga, è l'unica cosa che fanno pagare su Repubblica. Giro pagina all'interno di Repubblica, anche qui sappiatelo, su Ventotene sinistra illiberale e attacca Scalfari, e naturalmente Meloni a dire questa cosa, ma Repubblica pagina 3, ragazzi, se siete un po' curiosi, si pubblica il dossier segreto di Fratelli d'Italia, almeno una frasettina che ci sarebbe su questo dossier per screditare il testo di Ventotene. Feticcio, toni sovietici, un file riservato elaborato dagli uffici di Fazzolari e distribuito ai parlamentari. Sinistra demolita, volevano la dittatura. Pissi bau bau. Cosa non dice oggi Repubblica con l'intervista alla Mezzola, che parla naturalmente del manifesto di Ventotene, dicendo: il manifesto è un pezzo di storia. Ed è vero, è passato, però è passato, ragazzi. Poi questi sono stati in gabbia per anni, cioè è logico che erano incazzati neri, ma è il minimo. Sappiate che Benigni ha fatto il pieno di ascolti, non scrive che gli hanno dato 1 milione di euro Repubblica, ma Benigni fa il pieno di ascolti, e la destra dice il solito fazioso, siamo solo noi. L'intervista, pagina 43, a Lucio Corsi, il nuovo Corsi, sono in viaggio e cerco la luna. Chiaramente le prime 3 righe nell'intervista di Andrea Silenzi sono sulla vicenda del Rom. Il fatto di poter raccogliere una voce di piazza è una cosa che le canzoni ci permettono di fare. Tutto qua. Questo è proprio l'incipit dell'intervista. Lucio Corsi ha risposto così alla polemica scoppiata pochi giorni fa sull'utilizzo della parola zingaro nel brano Altalena Boy, inciso 10 anni fa. Non c'era solo la parola zingaro, c'era anche Andrea Silenzi, il fatto che gli zingari rubano i bambini, ma meglio non dirlo sul tuo giornale Repubblica, perché altrimenti ti licenziano. Santa polenta, si scherza, ci va anche, si scherza, dai, ridete un po', mai una risata quelli di sinistra, mai. E allora sai che faccio? Vado sulla Verità, ciapala lì, che ha il titolo meglio così, meglio dirle le cose, è meglio. La Verità dice quello che veramente sta accadendo. Questa è la domanda che gli farò oggi alle 8:45 al nostro ospite. Arriva il professore Alberto Bagnai. Occhio! Si riarma solo la Germania. Gli 800 miliardi di Ursula non ci sono. I 1000 dei tedeschi sì. Dall'Italia alla Francia, dalla Spagna a Svezia e Belgio, i principali paesi UE sono restii a indebitarsi, ad eccezione di Berlino, che avanza come un panzer per ricostituire una grande forza militare, una prospettiva che dovrebbe mettere un po' di apprensione. Occhio, si riarma solo
la Germania. Ventotene fa davvero impazzire tutta la sinistra, ma vogliono farlo dire alla Meloni, è vero. E poi in centropagina sulla Verità il comiziaccio ideologico di Benigni, giullare del Colle e dell'Unione Europea che non c'è. Benigni giullare del Colle, è interessante, vabbè. Tutta qui la nuova Rai, liti per i posti e il tappeto rosso con i soliti tromboni, zitti che quando verranno a sapere che 10 anni fa è uscito il film su Ventotene e nessuno l'ha cagato, ce lo metteranno a mattina, pomeriggio e sera. Il nuovo mondo, no, il mondo nuovo si intitola, lo trovate su Rai Play, ma non ditelo ai pidini. Silenzio. Il manifesto feticcio per la religione europeista, Maurizio Belpietro. Chiaramente si parla di Ventotene. Gli eurofanatici sono i primi nemici dell'Europa. Questa volta è Marcello Veneziani. Il megapiano per la difesa spinge inflazione e tassi. La Lagarde se ne lava le mani. La BCE denuncia il pericolo dei dazi. La risposta agli USA slitta a metà aprile. E gli effetti collaterali del debito. La ricetta? Vedremo. Oggi il quotidiano La Verità intervista Marco Tronchetti Provera. Non si può difendere Kiev senza l'ombrello degli americani. Giro pagina e mi tuffo all'interno perché giustamente le cose che interessano a noi sono altre, se me lo permettete. Permesso, grazie. Vado fino a pagina 16. Ritorna l'allarme sulle lezioni di sesso dell'OMS ai bimbi. E non c'entra niente la maestra di OnlyFans, ragazzi. Questa insegnava normalmente all'asilo. Nessuno ha mai protestato. Il problema è che la sera poi faceva le dirette su OnlyFans. Ma i suoi bambini dell'asilo manco sanno cos'è OnlyFans. È vero che non lo sanno. Ritorna l'allarme sulle lezioni di sesso e sì, a rilanciare il pericolo è un professore che molti di voi gomblottisti conoscono perfettamente, il professor Fraiese, che stigmatizza il report dell'organizzazione sugli standard da raggiungere. È roba vecchia, ma signori, sono veramente porno direttive dell'OMS, ne parlava proprio il quotidiano La Verità un po' di anni fa. Ai bambini di 4 anni insegniamo masturbazione, altro che la maestra. OnlyFans, sappiatelo, ne parliamo da anni, ragazzi miei, e ogni tanto queste cose sbucano fuori e meno male. Luca Ricolfi, intervistato a pagina 12, sì, però qua non siamo più sulla Verità, ma siamo su Libero, già. PD succube dei VIP perché alla politica ha sostituito l'etica. Il sociologo Luca Ricolfi bacchetta questa sinistra che a differenza del PC è meno preparata a livello culturale al punto da essersi consegnata a scrittori, giornalisti, comici. La destra è diversa, non usa il paracadute dell'elite. Parole sante. Oggi a pagina 12 del quotidiano Libero ve lo spiattello subito perché è da comprare Libero solo per questo. Da 15 anni, da dopo Veltroni, la sinistra non è più riuscita a esprimere leader di un certo carisma. L'elettore progressista ama sentirsi superiore e questo stato d'animo glielo procura più Benigni di Ellis Line, sappiatelo. Bello, certamente. Siamo sempre sul Libero, che mi ha schippato la prima pagina, poi ve la ritrovo la prima pagina di Libero, vai tranquillo che la ritrovo, ma visto che siamo all'interno, la notizia che c'è anche in primo piano, in prima pagina, e questa la mette solo Libero, quindi è da collezione, soprattutto da collezione l'uovo che c'è qua in radiovisione, signori, sappiatelo, Fazio ha fatto l'uovo, 80 euro l'uovo di Fazio. Che business che fa, mentre gli ascolti della sua trasmissione calano. Il conduttore, che ha rilevato una fabbrica di cioccolato, la Lavorati in Liguria, sforna il dolce pasquale griffato da Bottura. Se fosse un film sarebbe una commedia fantastica a lieto fine, anzi lietissimo, scrive Claudio Brigliadori oggi sul Libero. La fabbrica di cioccolato di Fabio Fazio funziona
gonfie vele. Ma attenzione, il conduttore di Che tempo che fa in versione Willy Wonka non è roba per tutti e soprattutto non è roba per tutte le tasche, perché il bellissimo uovo di cioccolato che producono per Pasqua costa 80 euro. È un uovo griffatissimo. Chiaro che il fatto di aver rilevato una fabbrica di cioccolato che rischiava di chiudere è cosa bellissima e quindi non possiamo che essere contenti. Bravo Fazio. Pagina 27, Libero, anche qui signori, sappiatelo, ne parlano veramente tutti i giornali ed è vera questa esplosione forse un po' esagerata di Lucio Corsi, però meritata, certo, che qualcuno diceva sui social non è che gli fa male tutta questa roba di colpo, prima era sconosciutissimo, adesso lo conoscono tutti. Pensiamoci, pagina 27, humor e infanzia nel disco di Lucio Corsi. In attesa del tour e dell'Eurovision di maggio, il cantautore pubblica oggi il 4º album, Resto coi piedi per terra. La strofa sugli zingari, la musica può. Così liquida tutto quanto il polemico su questo argomento. Siamo sempre sul Libero. Anche qui notizia che non c'è da nessun'altra parte. Incendio all'ortomercato, caccia al piromane egiziano. Un video ha ripreso tutto. Il rogo è partito da un deposito di bancali su quale l'uomo ha cosparso la benzina. Bassi della Lega, zona a rischio, serve maggior attenzione. Incendio all'ortomercato, il piromane egiziano. Sto per andarmene? Sì, c'è la pausa tra pochi istanti, ma sono a pagina 37 perché qui è una cosa importante. Alessandro Aspesi torna su un argomento, visto che stiamo per spendere miliardi per riarmare l'Europa. Ricordate che aumentano povertà e disagio sociale tra i senza tetto, sempre più italiani. In molti casi si tratta di persone istruite, la maggior parte non va nei centri per la paura degli stranieri. Sono violenti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Secondo giorno di primavera con lo scirocco. In mattinata cielo nuvoloso in Sardegna e sul nord-ovest, ancora bello altrove. Dal pomeriggio nubi in aumento su tutto il nord e in Toscana con piogge tra Liguria e Piemonte. Cieli velati altrove per un teso vento di scirocco. Temperature in ulteriore aumento sia nelle minime sia nelle massime. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà. Si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni. Costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio? Ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro.
3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao, sono Tommaso Vargiu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Abisso. Il pezzo si di unire il rock a tutte le influenze che ha assorbito nel corso degli anni da compositori. Sul piano strumentale, il brano gioca con elementi distintivi dell'hard rock, quali riff di chitarra, assoli, intricate trame ritmiche di batteria e linee di basso distorte. A questa forte impronta sonora si accosta un'anima melodica che richiama le atmosfere tipiche del post-grunge. Sul piano vocale, il cantato esplora influenze blues e soul, arricchendosi di backing vocals lavorate coralmente, con intrecci armonici delicati e curati di dettagli. La canzone affronta il tema della sofferenza e della voglia di riscatto dell'individuo, cercando di intrappolare quello specifico momento in cui capiamo che possiamo acquistare una persona che non cambia. La sofferenza che ci fa toccare il fondo, ma che ci dà anche, in qualche modo, la spinta per emergere dall'abisso che c'è dentro di noi. Una bella meditazione questa, non morire mai. La canzone è di Mai nella vita con Mai Genta.
non morire mai. Ed è anche per questo che siamo qui in onda, signori, per farci coraggio, per capire qualcosa nella realtà quotidiana e possibilmente, appunto, tirare avanti la carretta. Sono le 8:36, il buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Tra pochissimo avremo con noi Alberto Bagnai e alle 9:20 arriva Daniele Capezzone. Intanto però notizie ultima ora: a fuoco una centralina vicino a Heathrow a Londra, chiuso l'aeroporto per 24 ore, cancellati almeno 1351 voli, residenti evacuati, migliaia senza elettricità. L'aeroporto di Gatwick accoglierà alcuni voli per Heathrow. Gran casino. Parlavamo prima di poveri, fra i senza tetto sono sempre di più gli italiani, scrive il Libero, e proprio a questo proposito ci arrivano anche WhatsApp su questo argomento, come quello di Francesco. L'Italia è stanca, vuole certezze e non chiacchiere. C'è gente che puzza di fame e non arriva alla fine del mese e ci permettiamo di finanziare l'Ucraina con i soldi degli italiani ed ora per gli italiani non ci sono soldi in cassa. Che vergogna! C'è gente che va frugando nei cassonetti per vedere se recupera qualcosa da mettere sotto i denti. Bravo Francesco, è tutto vero, e questa è una cosa che chiaramente fa incazzare moltissimo la Lega, che è l'unica all'interno del governo che ha detto no, e ne parleremo tra pochissimo proprio con Alberto Bagnai. Intanto però sì, devo assolutamente ritornare sul quotidiano Libero. Quando mai mi sbatte sempre fuori, ragazzi, col computer, è diventato una roba, cosa sono computer piddini questo, made in PD? Perché sono fighettini, se gli fai una roba che non gli piace, si offendono, ti sbattono fuori e devi reinserire la password, e se no, guarda, se la inserisci sbagliata non ti faccio mai più entrare. Se robe veramente. Eccomi qua, prima pagina di Libero, signori, che ci mancava: traghettati al confino, lo sbarco di Ventotene. È tutto vero. Per rispondere alle critiche del Premier al manifesto di Spinelli, i Dem faranno una tragica gita sull'isola. Sono marziani. Il centro pagina è, come dicevamo, con Fazio. Fazio ha fatto l'uovo, costa 80 euro. Il dolce di Pasqua chic prodotto dall'azienda del conduttore. Siamo sul quotidiano Libero. Di spalla c'è l'editoriale di Daniele Capezzone che arriva alle 9:20 qua da noi. Sinistra in estasi, Benigni ha rubato il posto a Schlein. E ancora Luca Ricolfi: sparite le guide, il PD è succube degli intellettuali. Sempre sul quotidiano Libero, ricchissimo oggi: Bologna e Firenze non mollano, vogliono pagare per i VIP rossi, comizi a scrocco, è un vizio. Tutti quanti quest'oggi, se usciamo a fare una capatina dal nostro, esiste ancora, l'edicolante, chiaramente tutti quanti a comprare il Libero, è una buona idea. Mi rituffo sugli approfondimenti, mi mancava la prima pagina di Avvenire che oggi titola "Un piano in salita". Restano le divisioni sui finanziamenti e su cosa rientri nel concetto di difesa. Orbán si sfila sull'Ucraina. Sul tavolo del Consiglio UE nuovi dubbi sulla strategia di riarmo della Commissione. Meloni non indietreggia su Ventotene e medita un rilancio la settimana prossima. Questo è il titolo principale del quotidiano Avvenire. Giro pagina, svolazzo, e per un attimo mi soffermo però sul quotidiano Il Corriere. Perché sopra l'intervista a Luca Zaia c'è anche questa segnalazione che vi devo fare da bravo giornalista. In fondo è iscritto all'albo dei giornalisti e quindi faccio il giornalista. Che cazzo dici sempre? Pagina 11, turisti respinti. La Germania avverte:
rischi per chi va negli Stati Uniti, i casi di fermo anche per diverse settimane e gli europei rinunciano alle vacanze oltreoceano. Cosa sta succedendo? I tedeschi finiti in cella, scrive Leonard Berberi oggi sul Corriere, sono diventati così tanti che il Ministero degli Esteri della Germania ha dovuto modificare le raccomandazioni di viaggio per gli Stati Uniti. Le false dichiarazioni sul motivo del soggiorno o anche un leggero superamento della validità del visto possono portare all'arresto, alla detenzione e all'espulsione. Si legge sul sito web. Sappiatelo, lo scrivono in Germania e vale chiaramente anche. Attenzione, scrivete dove andate, per quanto tempo, non cercate di fregargli perché sono diventati cattivi con una S sola, che non c'è la S. Vado avanti, assolutamente. Il tempo, ci mancava il tempo. Un altro titolo potente è Slime Tax. Non bastavano i 270.000 euro pagati a Roma da Gualtieri, anche i sindaci PD di Bologna e Firenze fanno la piazza a scrocco. Fratelli d'Italia e Lega insorgono, pronta una raffica di esposti in procura. Anche Santoro all'attacco. Usate i soldi di Elli, Renzi e Calenda. Grandissimo Santoro. La svolta su Garlasco, quel DNA di Sempio, quando dissi al papà per i PM è una minchiata. Il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi e di Andrea Sempio, almeno sulla carta. La conferma ufficiale è arrivata dal procuratore capo di Pavia Napoleone e spunta l'intercettazione tra Sempio e il padre, nella quale afferma che la possibile prova contro di lui è una minchiata. Sempre in prima pagina, siamo sul quotidiano Il Tempo, trasporto pubblico, Salvini firma il nuovo contratto, revocato lo sciopero del 1° aprile, ma oggi è il 21 e siamo in primavera e si festeggia con un bello sciopero. L'editoriale di Tommaso Cerno, a proposito, è di paga, la piazza pagata dal PD. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e gli italiani pagano, zitti e mosca. E così quella sinistra tutta tasse e patrimoniali, essendo finita l'opposizione pur avendo perso le elezioni, non è un errore di battitura, era la loro abitudine di governare anche quando non vincevano, non solo si è inventata una nuova tassa per gli italiani da applicare attraverso i loro sindaci, ma vuole moltiplicarla tra i sindaci del PD. Si sono messe in fila Firenze e Bologna. Questa trovata mette in conto agli italiani, come è stato per Gualtieri a Roma, bus pagati perfino dalle università, treni pagati, inviti scritti, alberghi pagati ai VIP, dirigenti mobilitati, chat a cui aderire, palco, microfoni, sicurezza a spese del comune. Il conto della capitale? 270.000 euro, stando bassi, ma al PD in cerca di visibilità non basta. Pagheremo anche in Toscana ed Emilia e chissà dove altro, una vera e propria presa per i fondelli degli italiani contribuenti che si sono sentiti raccontare di una manifestazione spontanea. Sappiamo anche che in quella piazza nessuno era d'accordo con l'altro, evidentemente tranne in una cosa, il metodo. Gli italiani pagano, zitti e mosca, con la M maiuscola. Così titola e scrive oggi in prima pagina Tommaso Cerno sul suo giornale Il Tempo. Ma certamente la Stampa non è da meno. Riarmo, Meloni si smarca da Ursula, il testo principale, prudenza sulla guerra, poi attacca sinistra e liberale nostalgica, l'opposizione invita tutti domani a Ventotene. E cosa avete da fare sabato? Andiamo a Ventotene. Dazi, l'allarme di BCE e Ocse, crescita soffocata. In Italia 23.000 imprese a rischio, il tycoon alla Fed, tagliate i tassi. Ma di questo e soprattutto di Rearm Europe ne parliamo tra 5 secondi. Qui Parlamento. Perché abbiamo con noi il professor Alberto Bagnai. Buongiorno. Ma allora sarà una discussione breve, visto che ieri un professore più professore di me, il professor Corsetti, che ho conosciuto nella mia vita accademica,
intervistato su una radio importante, no? Su questa radio populista, diceva che fondamentalmente il progetto ancora non c'è, quindi possiamo passare ad altro in qualche modo. Vabbè, sto scherzando, scusami, ma purtroppo la cosa io la prendo a ridere per non piangere, perché il fatto che la Germania si stia riarmando e che tutti gli altri popoli giubilino di fronte a questa prospettiva mi lascia un pochino perplesso, però soprattutto perché tu lo dici, noi lo diciamo da un pochettino di tempo, oggi per fortuna si comincia, qualcuno con molto coraggio lo scrive in prima pagina, ad esempio il quotidiano La Verità lo urla in prima pagina: occhio, si riarma solo la Germania, gli 800 miliardi di Ursula non ci sono, i 1000 dei tedeschi sì. E allora noi cerchiamo di capire un attimo qualcosa. Esatto. Alberto, cosa sta succedendo questo riarm? Investiamo in armamenti per fare un piacere alla Germania? Allora, qua dipende da quante ore mi dai, vado per flash però. Mi metto comodo. Il tempo. Innanzitutto, diciamo, i 1000 miliardi della Germania ci sono e bisogna capire come, perché è evidente che un investimento di queste proporzioni non può avvenire se non violando le regole europee, e in effetti le viola con una serie di artifizi contabili che sono i cosiddetti fondi extra bilancio, su cui non mi dilungo, ma che sono un meccanismo che la Germania ha utilizzato per tenere alcune spese pubbliche fuori dal perimetro della contabilità pubblica, sostanzialmente facendosi i fatti suoi alla faccia nostra. Poi dopo c'è da capire perché non l'abbiamo fatto noi, ma questo apre un altro discorso. Quindi i 1000 miliardi ci sono e sono la violazione delle regole. Gli 800 miliardi non ci sono perché sono la somma di 650 più 150, 150 di debito comune che assolutamente non desideriamo, perché l'esperienza del PNRR è stata non solo un fallimento, ma anche una forte ipoteca sui prossimi bilanci dell'Unione Europea. Vi dico solo che nel prossimo quadro finanziario pluriennale europeo si prevede che il 20% delle risorse vada a ripagare gli interessi su questo debito, sul debito del PNRR. Se facciamo altro debito, alla fine noi le risorse dell'Unione Europea, anziché darle ai territori, che tra l'altro sono risorse nostre che ci tornano indietro in parte, quel poco che ci torna indietro, anziché darlo ai territori, per esempio con i fondi di coesione, li daremo, diciamo così, ai grandi investitori internazionali che hanno tutto il nostro rispetto, ma hanno meno bisogno di soldi dei nostri amministratori locali, tanto per essere chiari. Quindi questo è un tema, e bene ha fatto la Meloni a togliere subito dal tavolo l'ipotesi di utilizzare i fondi di coesione per il riarmo. Gli altri 650 dovrebbero essere debito nazionale e sinceramente, considerate la nostra situazione, noi abbiamo espresso il miglior ministro delle finanze mondiale, secondo il Financial Times, perché ha operato con grande equilibrio, riuscendo a mantenere i conti in ordine, chiedendo anche dei sacrifici, però insomma non eccessivi, mantenendo la coesione del governo. Insomma, un governo che tiene i conti in ordine e mantiene il consenso non è poca cosa, no? Quindi Giancarlo Giorgetti è stato bravissimo. Bene, adesso gli si chiede, no, però tu manda tutto per aria perché bisogna armarsi, perché siccome la guerra sta finendo c'è un'urgenza. La verità è che nessuno dice, la lurida verità è che il fatto che Trump sia riuscito a stia riuscendo a far pace a Ucraina e Russia è una gigantesca sconfitta dell'Europa, che da 11 anni non riesce a dire una cosa originale, una cosa europea, no? Sul tema del dissidio fra russi e ucraini, che va avanti da 11 anni e che è esploso poi con l'invasione che noi abbiamo condannato dell'Ucraina da parte della Russia, e adesso chiaramente arriva uno che invece ha autorevolezza. Come ha detto, e chiudo, il nostro capogruppo Molinari, no? L'autorevolezza non la si chiede, la si esercita, e l'Europa l'autorevolezza non l'esercita perché non ce l'ha e non è stata finora invitata al tavolo della pace, perché finora non ha fatto nulla per la pace. Chiaro. Intanto che parli, gli ascoltatori stanno commentando e il commento più importante è proprio quello che riguarda, lo scrive anche gli indiani che vanno a cercare cibo nei mercati.
preoccuparci del Rearm Europe, però giustamente gli ascoltatori mi dicono anche allora è meglio partire dalla proposta di Giorgetti e quindi meglio partire dai privati, lo ha detto anche la Meloni alla von der Leyen, puntiamo sui capitali privati, è vero? Allora, facciamo un'altra osservazione di contorno. Ovviamente io sono d'accordo con il modello proposto da Giancarlo Giorgetti, che peraltro come modello non è un'assoluta novità, perché ricalca la struttura di quello che a suo tempo fu il piano Juncker e che adesso è lo strumento Invest EU del bilancio comunitario. Ma non vi annoio con i dettagli, questo lo faccio vedere per far vedere che ho studiato. Andiamo un attimo alla sostanza della questione. Noi ovviamente siamo per sostenere la NATO e quindi per portare al 2% il nostro contributo al 2% del PIL, il nostro contributo alle spese nel quadro della NATO, d'accordo? Perché è corretto, e non lo dice solo Trump, l'hanno detto tutti i presidenti americani, è corretto che è troppo affermare da parte degli Stati Uniti che è troppo semplice, diciamo così, essere protetti non pagando però il biglietto di ingresso nella NATO, ma poi anche per un tema molto più locale. Noi abbiamo una industria in questo settore che è all'avanguardia, che è un motore anche di innovazione tecnologica che dobbiamo preservare, e poi soprattutto noi abbiamo un problema che non è il problema che legittimamente vedono i tedeschi o i loro alleati baltici della frontiera a nord-est, è quello della frontiera a sud. Vi faccio riflettere fra l'altro sul fatto che, diciamo, da quale frontiera ci si deve difendere, quale sia il pericolo, se l'invasione dei cosacchi o l'invasione dei clandestini e dei terroristi islamici, è una cosa che va focalizzata, perché se tu temi l'invasione dei cosacchi allora costruisci dei carri armati, ma se il problema sono i clandestini metti i carri armati sul canale di Sicilia e quelli vanno a fondo semplicemente perché non galleggiano. Cioè, non so se mi spiego, qua stiamo parlando in termini assolutamente velleitari e senza capire quali sono le sfide strategiche future, quelle presenti, chi deve difendersi da cosa e perché. Non so se sono chiaro, ecco, è tutto un discorso che si basa su cosa? Sulla costruzione di un senso di urgenza proprio quando l'emergenza è finita. Perché? Perché questo è il metodo europeo, è il metodo Ventotene, cioè costruire un'urgenza per abolire la democrazia. Questo è il vero lurido problema sottostante che ci preoccupa, che ci inquieta in questa fase. Aspetta che sto prendendo appunti, è il metodo Ventotene, questo mancava, attenzione, il metodo, se ti hanno sentito Bagnai, senti, ci sono ascoltatori che ti stanno ringraziando come non mai, e un'ultima battuta, non so, non si può fare una battuta, però ti stanno ringraziando anche per la potentissima domanda che hai fatto a Mario Draghi. Anche questo è stato un momento abbastanza rivelatore, no? Cioè Draghi ha usato il più lurido dei pronomi, no? Che è noi chi? Ma era lui che ha firmato la lettera della BCE, l'ha firmata lui, quindi doveva dire: io ho proposto delle politiche che hanno distrutto la domanda interna perché era l'unico metodo che avevamo per ripristinare la competitività, e avrebbe dovuto aggiungere, secondo me lo aggiungerà nei prossimi 2 o 3 anni, dentro la moneta unica, perché alla fine il problema è stato quello, l'impossibilità di riaggiustare i rapporti di competitività fra paesi dell'Unione in un contesto in cui il tasso di cambio era bloccato dalla moneta unica, e quindi si è dovuto svalutare il salario. Quindi noi non sapevamo, aveva balbettando, è stato un episodio indecoroso, e la cosa più ridicola è che a dire che le politiche del PD hanno ucciso il paese, Draghi è stato chiamato dal PD, il che dimostra che il PD ha totalmente perso la bussola, non capisce niente. Cioè, tu chiami in Parlamento uno che ti sputtana dicendo che tu hai eseguito delle sue politiche che lui oggi non sa nemmeno perché ha fatto, cioè lo sa, ma ovviamente ancora non può dirlo, per politiche classiste. Le chiamava così Massimo Garavaglia quando la Lega, unico partito, si oppose al Salva Italia di Monti, che era stato ispirato da Draghi. Peraltro Monti e Draghi non si stanno simpatici, perché, come dire, Monti si è preso tutto il biasimo perché è stato effettivamente l'esecutore di quelle politiche, e Draghi, che è stato il mandante, si atteggia a padre nobile. Quindi chiaramente questo a Monti dà un fastidio tremendo. Però insomma, questi sono fatti loro, adesso non entriamo sul personale. Professor Alberto Bagnai, deputato responsabile economico della Lega, un grande piacere averti con noi, sai che quando vuoi la porta è aperta. Buon lavoro! Anche ogni giorno, buon lavoro! Qui Parlamento.
Mamma mia, quanti applausi per Alberto Bagnai, seguitelo sui suoi social, spesso e volentieri fa delle dirette su Facebook mentre va al lavoro e ragazzi miei, potentissimo Bagnai, Borghi Salvini, interessantissimi, è un vero aiuto a capire la realtà, scrive Anita, è vero, grazie nostro Alberto Bagnai, grazie infinite, ti stimiamo e ti ascoltiamo, grazie Radio Libertà e siamo noi che ringraziamo voi cari ascoltatori, ricordate che questa rassegna stampa la trovate anche in podcast sul sito radiolibertà.net, è interessante poi andarla a cercare, la troverete dalle 9:30 in poi e condividerla tramite WhatsApp a parenti e amici. Non è male. Dai, c'è la pausa tra pochissimo, ma alle 9:20 arriva Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero con il nostro direttore Sallusti, ragazzi. C'è veramente da andarci giù pesante, sicuramente parleranno del metodo Ventotene, è verissimo ragazzi, quello che ha detto Bagnai è diventato un metodo, il metodo Ventotene. Paura davvero, visto che ho ancora qualche istante, sto svolazzando tra i quotidiani per vedere cos'altro potrebbe interessare ai nostri ascoltatori. Certamente a pagina 7 del quotidiano Il Tempo, e come leggevamo su pochi altri quotidiani, Pietro De Leo ci ricorda linea Italia sui migranti, mezza Europa è con Giorgia, le regole sui rimpatri. Anche Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Ungheria, Svezia e Paesi Bassi e non solo di centrodestra. Un tema rilevante sul tavolo del Consiglio europeo è stato il contrasto all'immigrazione clandestina. L'Unione ormai da tempo ha adottato una prospettiva che, prendendo molto spunto dalla linea italiana, mira a prevenire i flussi irregolari e alleggerire il peso sui paesi d'arrivo attraverso l'esternalizzazione delle domande per i richiedenti asilo. Ieri, a margine del Consiglio, la Presidente ha sottolineato che nelle conclusioni del Consiglio si fa riferimento alla lettera inviata dalla Presidente von der Leyen, come sempre accade prima dei Consigli europei. Questa lettera in particolare fa riferimento al nuovo regolamento sui rimpatri, un documento che abbiamo sostenuto e che sosteniamo con forza. Articolone a pagina 7 del quotidiano Il Tempo, chiaramente sugli altri di sinistra. Piccolino. Decreto indennizi, tavolo con Salvini sulle proposte per le concessioni demaniali marittime. I balneari portano le loro idee e chiedono risposte chiare, tutelare gli attuali concessionari. Anche qui mezza pagina bella fitta su un argomento che sta molto a cuore alla Lega, così come certamente sta a cuore la musica indipendente e come al solito alle 9 c'è la pausa, ci fermiamo per qualche istante, arriva Sicurbet e mi raccomando fateci un pensierino, se ancora non avete l'impianto d'allarme a casa direi che è ora di metterlo, grazie al nostro cliente Sicurbet, prezzi mai visti ma soprattutto roba nostranamente nostra, nel senso di artigiani del nord, un'assistenza molto bresciana potrei dire, insomma chi conosce la Sicurbet sa di cosa parlo, se non la conoscete ancora sentite qua. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos,
progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono: 389 11 89705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono, che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Si chiama Sergio Caputo. Se avete più di 40 anni non potete non ricordarlo. Chiaro, non è più in primissimo piano sulle radio blasonate, ma è sempre un grande ed è uscito proprio in queste settimane con un nuovo album. La canzone è Mai dire mai. Sergio Caputo è famoso per Un sabato italiano, Italiani Mambo, Bimba se sapessi, l'astronave che arriva, effetti personali, dai, le conosciamo tutte quante noi grandicelli.
cominceremo a trasmetterle magari in futuro. Non è un artista indipendente, però merita assolutamente di essere rivalutato e ricordato. Sergio Caputo, Mai dire mai. 4 e 5 aprile a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, comincia la tournée. Una mattinata di controinformazione con Sammy Varin, ma non soltanto. Tra pochissimo, oggi in anticipo, arriva il nostro direttore Sallusti con il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, alle 9:20 su queste frequenze. Intanto però ancora una manciata di minuti per il quotidiano La Stampa, che titola Riarmo. Meloni si sbarca da Ursula, e quindi l'imprinting della Lega mi pare che ci sia, e come, ma parla anche di Claudio Borghi Aquilini in prima pagina con Mattia Feltri, il suo buongiorno, che titola Grandi altezze, tirando in ballo appunto l'altro giorno il leghista Claudio Borghi Aquilini in Senato, che argomentava l'ostilità al riarmo anche con la determinazione di scongiurare ai nostri ragazzi l'ipotesi di finire in trincea per volontà di Emmanuel Macron. Oggi Mattia Feltri parla di Claudio Borghi Aquilini in prima pagina sulla Stampa, ma io vi porto all'interno perché a pagina 16 ne parla solo La Stampa. Sfida la sciaria del padre estremista, venite a salvare la mia mamma. Venduta come sposa al marito, una giovane egiziana per 10 anni è stata segregata, maltrattata e abusata a Torino. Il figlio di 7 anni, l'unico che aveva il permesso di andare a scuola, ha imparato l'italiano e ha chiesto aiuto alla polizia. È lui che accompagna la madre al pronto soccorso, scrive Elisa Sola oggi sulla Stampa. Una donna che zoppica con il viso gonfio, costretta da 10 anni e ne ha 30 a vivere subendo la legge islamica o un'estrema interpretazione di questa che il marito le impone. A Torino, nel profondo nord, vicino al centro, e io aggiungo, ma siamo sulla Stampa, è logico che non lo scrivano, Torino, amministrata dal PD. È lui, questo bimbo di 7 anni, che, come scrive il medico di guardia, capisce e parla perfettamente l'italiano, a salvarla. È lui che, vedendola atterrata dall'ultimo calcio, alle 21:12 del 3 ottobre chiama la polizia. Venite, papà sta picchiando la mamma. È nato a Torino, fa la seconda elementare, è il primo figlio, l'unico maschio, e per questo può andare a scuola. Di questa donna finita quasi ammazzata perché non si è sottomessa. Prima della telefonata del bambino nessuno si era mai accorto che una ragazza viveva come una schiava, picchiata e stuprata, costretta ad abortire se il feto era femmina, perché le femmine portano solo guai, costretta a non uscire di casa se non con il marito, controllata a vista dalla suocera e dalla cognata, obbligata a non imparare l'italiano, a non lavorare, a non avere le chiavi di casa, a non avere un soldo e ad assistere alle prove delle relazioni con altre donne con cui il marito, nel nome e con il rito della legge islamica, si accompagnava. Altre mogli, altre schiave. Una storia terribile che coraggiosamente il quotidiano La Stampa mette a pagina 16 quest'oggi. Che ore sono? Sono le 9:09, ma per 10 minuti 5 apriamo le linee, dai, il più veloce entra in diretta. 0292947222. Guardate che poi arriva dai, tra poco Daniele Capezzone per parlare, ti immagini di cosa parla? Robe potentissime con il nostro direttore Giovanni Sallusti. Intanto però un po' di WhatsApp. Clara da Sondrio, a parte tutti gli intellettuali, attori, cantanti, scrittori e chi ne ha più ne metta, questi personaggi hanno tutto interesse a farsi vedere in una manifestazione come quella di sabato pro Europa, perché questi personaggi hanno bisogno di visibilità, ma io dico tutti i cittadini normali, dove un sindaco ha usato i loro soldi per questo evento, veramente sono così contenti? Punto di domanda. Massimo
Chiudiamo con la vicenda di Ventotene. Ancora una volta, come dicevamo Sammy, la sinistra insegue fantasmi del passato che rivelano il suo deficit di idee e soluzioni ai problemi economici. Non solo, ma disprezzano e stroncano anche le iniziative delle controparti politiche senza prenderle in considerazione e valutarle, come per l'autonomia differenziata. Parafrasando la Bovisa String Band, irrabià perché l'idea che la minga avuta l'UR. Ma è vero, Massimo, spunta forte il vent del nord, Bovisa String Band. No, non è pugliese, forse la trovi anche, prova a cercarla in regia. Spunta forte è il vent del nord, Bovisa String Band, prova a vedere se ce l'abbiamo in computer, secondo me c'è, la passavamo parecchi anni fa, ma è sempre attuale. Sto al di fuori e mi metto su una nuvoletta a vedere quel che succede sul pianeta Terra. Non si capisce più nulla. La politica è un caos di idee a favore o contro. Ucraina sì, Ucraina no. Putin e Trump un casino completo. Poveri noi abbandonati a noi stessi. Ventotene, chi paga questa trasferta in barca? Sempre noi. Che schifo questo PD. Vergogna, scrive Gino. Buongiorno, io non so neanche cosa sia OnlyFans. Olli scritto con 2 L. Per quanto riguarda il riarmo, rispondo con questa affermazione: politici scaduti, mediocri, falliti. È arrivato il momento che l'Italia prenda la leadership europea. Bagnai, sempre interessante. Prima bisogna risarcirli, poi ridurre i termini per il reddito di cittadinanza, e negli ospedali si tengono le persone in condizioni spesso vergognose per mancanza di fondi. Ma non si possono ridurre gli stipendi dei giudici, così i migranti se li pagano loro? Punto di domanda. Sto leggendo i vostri messaggi al 340 6709 659, ma se arriva una chiamata al volo allo 0292947222 la prendiamo. Sta per arrivare Daniele Capezzone. Non mangio cioccolato, men che mai se lo produce il viscido Fazio. No, non è vero, è stato bravo, intelligente a rilevare quella fabbrica che stava chiudendo in Liguria. Il problema, appunto, io avrei fatto un cioccolato per il proletariato a basso costo, tanto ci pensava lui a dare una mano, eccetera. Invece l'uovo di cioccolato per questa Pasqua, quello di Fabio Fazio, costa 80 euro. L'OMS tipo porcilaia. Tajani, finanziato da Mediaset, esegue gli ordini dell'attuale padrone in affari con l'Unione Europea. Benigni, incapacità menzognera e da Oscar. Io mi sono fermato a piccolo diavolo. La verità fa male al metodo della menzogna, arma dei sinistri. Mamma, quanti giudizi potenti questa mattina. Il manifesto Ventotene esprime in parole ciò che i sinistri da sempre tentano di fare: uomini illuminati tipo pila scarica che impongono al popolo come vivere da pecore povere al guinzaglio. E c'è una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, ti vedo sempre elettrico la mattina. Elettrico, è vero. Senti, io mi manifesto di Ventotene non perché abbia una cultura straordinaria, una cultura medio-bassa, quindi non sono un granché, già lo conoscevo, va bene, il 99% della popolazione non lo conosceva e io le sapevo queste cose qua. Questa è gente, cara Sammy, al di là degli scherzi e della goliardia, che voleva sostituire una dittatura nera con una dittatura rossa ancora più feroce. E le loro intenzioni, lo sai, le ha rivelate bene il grande giornalista Giampaolo Pansa. Allora, se andavano al potere, va bene, nel dopoguerra, grazie a Dio agli altri noi siamo stati assegnati a sta parte, avrebbero scatenato un regime di terrore che tu neanche te lo immagini. Le esecuzioni che ci sono state nel Triangolo Rosso, più di 30.000 persone assassinate a sangue freddo, vecchi, donne, bambini, tutti ciechi, va bene? Questo era prodromico a quello che loro avrebbero fatto in Italia se avessero vinto loro. Avrebbero scatenato un terrore con decine di migliaia di morti. Grazie, cosa abbiamo rischiato? Ventotene, la nuova corazzata Potienchi. Tra poco ne parliamo, arriva Daniele Capezzone, ma c'è un'ultima chiamata, pronto? Buongiorno signor Sammy di Getta.
Altra notizia nuova, che la Polonia, signor Semmi, si candida a guidare la rivoluzione militare in Europa. Il tempo scarseggia, gli USA sono distratti e la Russia potrebbe tornare all'attacco già nel 2028, forse con l'aiuto della Cina. Sul fianco orientale della NATO si deciderà il nostro futuro. Questa è una notizia nuova che voglio darle io. La saluto e buona giornata. È sempre un piacere, ma è sempre un piacere fermarmi, ma poi riprendo. Ritorniamo in diretta dalle 11 a mezzogiorno con Potere al Popolo, tanti altri ospiti e con tutti i messaggi che stanno arrivando al 340 6709 659. Restate lì, tra poco Giovanni Sallusti con Daniele Capezzone.